L'imprenditore agrigentino Alberto Re, di anni 78, organizzatore della manifestazione Il Paladino d'Oro che in questi giorni si sta svolgendo ad Agrigento, stamani intorno alle ore 9 ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla testa. A quanto pare Re, prima di compiere il gesto, avrebbe chiamato il suo collaboratore Roberto Ordo, altra organizzazione della manifestazione, e gli avrebbe annunciato il suicidio. Immediatamente è stato avvisato il 113 che è prontamente intervenuto. Re è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio, il reparto di rianimazione, dove sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono molto gravi, presenti la moglie e i figli. Re è uno degli organizzatori del Paladino d'Oro, una manifestazione finita al centro di aspre polemiche negli ultimi giorni. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, ma sembrerebbe che Re abbia lasciato una lettera che adesso è al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Agrigento, spiegando il motivo del suo gesto. Stamani davanti alla casa di Alberto Re erano presenti poliziotti della questura di Agrigento che hanno sentito Roberto Ordo, che ha confermato la telefonata da lui ricevuta intorno alle 9 di stamani. Re si doveva incontrare proprio oggi con Ordo in un noto albergo cittadino dove attualmente è il quartier generale della manifestazione. Presenti vicino alla casa diversi assessori della giunta comunale di Agrigento, i vigili urbani di Agrigento e la polizia. Re era molto conosciuto in città e la notizia ha avuto parecchio scalpore. Nel passato Re aveva organizzato diversi importanti eventi, tra cui ricordiamo la famosa Ida. Tanti commenti sui social per la notizia, numerose le attestazioni di solidarietà e di dolore nei confronti dell'imprenditore agrigentino. Il sindaco non ha voluto rilasciare alcuna intervista, anzi nel suo profilo social ha scritto: questa mattina il mio amico Alberto Re ha tentato il suicidio, è in ospedale e versa in condizioni critiche, sono turbato, distrutto, incredulo, è il momento del silenzio e della riflessione.